Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, te la linea. Grazie, eccoci qua a parlare doverosamente di San Francesco perché oggi non si scappa, il calendario è molto esplicito, è la giornata di San Francesco. Pensate che io ho fatto in tempo ancora, data l'età, insomma non proprio più imberbe, ad iniziare la scuola i primissimi anni alle elementari il giorno di San Francesco. Ci chiamavano franceschini, quelli che iniziavano la scuola in assoluto, proprio perché era la giornata di San Francesco. Ricordo giornate luminose e relativamente calde per quello che può essere ottobre, ma sicuramente capaci insomma di invogliare anche a non andare a scuola, naturalmente. Quindi di San Francesco adesso parliamo col nostro ospite, che è ancora il grandissimo Marco Tognini. Solo una notizia: è morto questa notte Remo Girone, un grande attore, era nato alla Smara in Etiopia da famiglia pugliese, poi si era trasferito a Roma da giovane, Accademia del Teatro di Roma, è diventato un attore famosissimo per La Piovra, per il ruolo interpretato dalla Piovra. È stato un attore serio complessivamente, non cercava le luci alla ribalta fino a se stessi, e questo è già un bel fare. Lo sguardo capace insomma di pietrificare le altre persone, sicuramente un grande. Allora, sentiamo Marco. Pronto Marco? Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua allora a parlare sia di San Francesco sia in prospettiva, perché mancano 3 giorni, del 7 ottobre. Oi oi oi. Oivo, 7 ottobre. Perché adesso il 7 ottobre dal 23 in poi è diventato soltanto per la maggior parte, diciamo, degli utenti destoricizzati, con tutto il rispetto, l'attacco palestinese. Ma in realtà c'è un altro 7 ottobre che comunque anche lì è segnalato dal calendario, ufficialmente la Madonna del Rosario, ma da tutti conosciuta come Madonna di Lepanto. Ecco, perché in quella data avvenne tantissimi anni, secoli fa, ecco, siamo verso la fine del Cinquecento, una battaglia decisiva. Allora, cosa possiamo dire, Marco? Io mi rivolgo a te che sei di formazione, da quello che so, fondamentalmente laica. Ecco, io non voglio parlare di San Francesco in senso strettamente spirituale, ma cosa rappresenta storicamente, iconicamente, allegoricamente, e visto che dal 27 sarà festa nazionale, in che maniera può riproporsi come riferimento dell'identità italiana, secondo te? A te la parola, Marco. Sì, allora, magari senza fare una biografia che dovrebbe essere davvero estesissima, magari ricordiamo qualche punto importante della vita e anche come viene poi oggi intesa e diciamo utilizzata, perché spesso come sempre succede i santi sono figure vive, non quei santini un po' oleografici che si vogliono un po' contrabbandare. Diciamo che intanto il 4 ottobre dovrebbe ridiventare appunto questa festa nazionale in onore di San Francesco di Assisi. L'idea di San Francesco patrono d'Italia è di Pio XII, che lo porta a patrono nel 1939. San Francesco in realtà muore il 3, però la memoria della Chiesa è proprio del giorno dopo alla morte, perché è il giorno di ascesi al cielo, diciamo. Ecco. Quest'idea per l'8° centenario della morte è stata, diciamo, portata avanti il poeta Davide Rondoni, ma ci sono dei politici, Maurizio Lupi, eccetera, Malagola di Fratelli d'Italia, eccetera, che vogliono puntare sull'identità comune cristiana e su un personaggio così unanimemente conosciuto nel mondo, anche per poi l'influenza che hanno avuto i francescani, diciamo. Quindi stiamo parlando di
Giovanni di Pietro da Bernardone, chiamato Francesco perché la madre è francese, no? Si dice questa pica di Beaumont, che ha vissuto e poi si è spento ad Assisi, allora Ducato di Spoleto, lotte comunali, lotte medievali, queste lotte tra Assisi e Perugia. Francesco non è insomma quel personaggio un po', dico io, figlio dei fiori, magari mezzo eretico, che gridava peace and love, eccetera. È sicuramente un ragazzo che ha avuto le possibilità, quindi ha studiato, ha fatto la guerra, quindi non è un pacifismo, diciamo, di maniera, è il pacifismo di chi ha fatto la guerra e conosce, diciamo, anche la crudezza, la realtà della guerra, che poi ha subito un cammino di conversione, ha incontrato un lebbroso, ha avuto delle visioni. C'è questa famosa preghiera nella chiesa di San Damiano dove ha questa visione con il crocifisso che per 3 volte gli chiede ripara la mia casa in rovina, e poi diventata famosissima anche per un quadro di Giotto. E poi c'è la rinuncia che fece scandalo, che fece arrabbiare tantissimo il padre, la rinuncia ai beni, la scelta della povertà, che però questa scelta della povertà è una scelta, è la condizione per vivere al meglio la fede, in un periodo dove invece il catarismo diceva no ai beni materiali perché diceva no alla materia, diciamo, quindi anche un'idea, se vogliamo, gnostica. Francesco invece parla della povertà come condizione per vivere la fede, per aprirsi al prossimo, no? Francesco parla di fraternità, umiltà e povertà, quindi ricordarsi del prossimo, combattere l'orgoglio, avere uno spirito che sia mendicante e missionario. Questo no alla materia invece lui non lo condivide, quindi non è mai stato in odore di eresia, anzi ha riportato nella Chiesa tante persone che volevano riformare la Chiesa. La Chiesa l'ha riformata come tutti i grandi santi, cioè con obbedienza, anche magari quando subiva dei torti, ma con questa grande fede che supera poi tutto il resto. Ha un'importanza storica evidentemente per il Cantico delle Creature, perché comunque è sostanzialmente uno dei primi segni della tradizione letteraria italiana, in cui tra l'altro comunque si vede la vita dell'uomo, la natura come ispirate da Dio, quindi non c'è quel naturalismo sciocco, quel panteismo che poi esce anche un po' dalla visione del rinascimentale. C'è l'idea della significazione, come dice lui, di Dio, cioè tutte le cose portano a Dio, come diceva anche Dante nel Convivio, il desiderio si sposta sempre verso qualcosa di più alto. E anzi, quando Francesco dice beati quelli che perdonano, riconosce che l'uomo è l'unica creatura che può scegliere tra salvezza e dannazione, quindi diciamo è un vero e proprio anche testamento, un catechismo vero e proprio. Era un mistico, quindi ha portato attraverso la preghiera l'ascesi con Dio, tanto è vero che riceve le stimmate, i segni della sofferenza. Però questo misticismo non lo porta a allontanarsi dal mondo, ma crea quella dimensione comunitaria di fraternità che conosciamo tutti. È quello che ha inventato il presepe vivente, è il portatore di una semplicità che però non è sciocchezza, stupidità. Pensiamo a tutti i francescani che sono stati grandissimi santi, grandissimi teologi, Bonaventura, Ruggero Baccone, Dons Scotto, Guglielmo di Occan. Ha quest'idea del primato della volontà sull'intelletto, che è anche un po' un'idea di Sant'Agostino, quindi che lo porta a un'obbedienza cieca a Dio e alla Chiesa. Quindi vediamo che c'è quest'idea di portare alle estreme conseguenze l'amore di Dio e la fede, e questo ne fa, diciamo così, un personaggio amatissimo e un personaggio anche comunque anche molto studiato e su cui molti hanno voluto mettere le mani, diciamo.
c'è stato un bell'articolo, un bellissimo articolo, se non sbaglio, di Veneziani qualche giorno fa, molto ironico, che poi finiva con un'idea giusta, cioè oggi San Francesco, quest'idea anche di riportarlo patrono, eccetera, eccetera, tutto sommato sembra piacere a tutti, perché insomma piace ai cattolici perché ispira la santità, perché dialogava con l'Islam, in realtà si è anche scontrato con l'Islam, il giovane Francesco voleva anche fare le crociate, la quarta crociata, durante la quinta crociata parlerà col sultano, ma lo ammonirà anche, cioè quando il sultano gli dice ma perché non porgi l'altra guancia, e Francesco risponderà: se il tuo braccio ti dà scandalo, taglialo, perché voi siete, non vi convertite, eccetera, eccetera. Veneziani continua: piace a sinistra perché sta coi poveri, ma ho già spiegato che non è pauperismo. Piace agli ambientalisti per la questione dell'ambiente, piace alle femministe il rapporto con Santa Chiara, piace diciamo ai critici del consumismo, no? E oggi se ne parla tanto di austerity, di decrescita felice. Piace ai laici perché è un momento di riforma della Chiesa, piace ai pacifisti perché ha lasciato le armi, è un ribelle, un uomo di strada, no? Veneziani tirava fuori addirittura Kerouac. In realtà, come dicevo prima, e ci arriva anche Veneziani, è molto più intenso, non è quell'immaginetta, non è quel canone, diciamo, della persona un po' perfetta. In realtà indica agli italiani come dovrebbero essere, perché è un uomo che non ha mai vissuto di compromessi, di sotterfugi, di comodità, di scorciatoie, quindi è soprattutto l'uomo che incarna le migliori virtù, che ha sempre detto no al conformismo, e quindi se è patrono dell'Italia e degli italiani con i suoi vizi è soprattutto per un grande cambio di passo, dico io, ecco, insomma, quindi può essere un esempio estremamente positivo, come lo è evidentemente, nonostante, diciamo, anche quell'immagine anche un po' da cartolina che si fa, ecco, di San Francesco. Poi di San Francesco abbiamo delle biografie, prima quella di Tommaso da Celano, poi quella di Bonaventura da Bagnoregio, che sono diventate un po' canoniche, però se andiamo a studiare, a riprendere qualche libro, sappiamo che ci sono altri episodi in cui insomma è stato un uomo anche tormentato, che ha insomma passato molto della sua vita a riflettere, a pregare, ha creato una regola con grande difficoltà, prima parlando con Papa Innocenzo, poi con Papa Onorio III, e insomma oggi gli storici comunque ne fanno una grande figura proprio per il suo essere ascetico, ma profondamente diciamo presente nella realtà, profondamente presente nella realtà. Tra l'altro mi avevano chiesto: ma tu cosa leggeresti, quale libro leggeresti, consiglieresti su San Francesco? Diciamo che ultimamente si fa grande pubblicità al libro di Cazzullo o al libro di Barbero. Diciamo che il libro di Barbero è abbastanza, come dire, entra abbastanza nel vivo. Io però mi permetto di ricordare due classici, che sono il libro su San Francesco di Hermanesse e soprattutto quello di Chesterton, perché Chesterton è un cristiano vero, diciamo, uno che poi nato in un periodo particolare in Inghilterra, insomma, sotto anche ancora un certo tipo di persecuzione dei cattolici, invece ripropone la figura di San Francesco come anche la figura del miglior cattolico, diciamo, da seguire, ecco. Quindi una figura che deve essere diciamo indagata, che ci ricorda le nostre migliori, anche se vogliamo, le nostre migliori virtù, e ci allontana dai mali, insomma, un po' dell'italianità latente, ecco. Evitiamo di mettere le mani, dico io, su San Francesco, come hanno fatto tanti nella storia. Se vi ricordate, perfino D'Annunzio, che era un dandy, che era un superomista, però diciamo
portò... pronto, mi sentite? Sì, sì. Sì. Ecco, diciamo che pur Dandy superomista aveva questa fascinazione incredibile su San Francesco, forse per il suo essere appunto portato fino alle estreme conseguenze. Lo stesso fece in parte il fascismo, con un uso politico per cercare di riavvicinare fascismo e Chiesa, no? Ecco. Per cui le manipolazioni nella storia ci sono sempre state. Oggi invece serve un esempio forte, e quindi credo che l'idea sia giusta, e dobbiamo solo ricordare e indagare, come sempre storicamente e giustamente, qual è questo vero esempio, ecco, non un esempio facile, ma un esempio, comunque una strada di rinnovamento, una strada importante, ecco. Certamente. Io 20 anni fa scrissi per la rivista Il Federalismo, che fu una rivista forse da riprendere per tanti motivi, ma sicuramente ben congegnata dal direttore, che poi era una donna, attualmente impegnata su un fronte magari un attimino più secessionista, però allora era un organo interessante di una cultura federalista che sicuramente ha dato molto al nostro paese dal punto di vista dei principi. Io scrissi giù le mani da San Francesco, perché si era arrivati in lo stralcio d'epoca, in quel passaggio, ad un abuso da parte di un certo mondo cattobuonista che aveva visto in Francesco il loro idolo, proprio come hai fatto intendere tu, forzando la mano su certi aspetti che venivano interpretati soltanto in chiave di abbraccio a tutto il mondo, viva l'immigrazione, certo, ecologismo spietato e fanatico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io mi permisi di scrivere. So che in quell'occasione, in altre no, ma in quell'occasione furono anche aspre alcune lettere arrivate alla direzione, e in cui si diceva ma non si può scrivere di queste cose, si va contro i principi della Chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, se io ero arrivato a questo punto, è perché a partire dagli anni 70, diciamo così, c'è stato proprio questa escalation in Italia del francescanesimo, che io chiamo abusivo, che non corrisponde all'idea che fin da bambino, andando ad Assisi, alla famosa Porziuncola, ecco, che fu il riferimento assoluto di genius loci del francescanesimo vicino ad Assisi, certo, con mio padre io fui abituato a vedere e a capire. Cioè un'idea più larga, parlava certamente in nome di principi che non possono essere identificati strettamente in quella maniera lì. Ecco, quindi secondo te la tua riflessione, noi, perché poi c'è stato anche il Papa che si è fatto chiamare così, certo, e visti certi comportamenti. Il Papa forse più furbo, più gesuita di tutti, che ha avuto l'ardire, insomma, di usare un nome così importante per dare anche un segnale probabilmente di rinnovamento all'interno della Chiesa. Sapevamo che c'erano dei problemi nella curia, che probabilmente Papa Benedetto non aveva risolto fino in fondo, e comunque ne sono arrivati altri di problemi, lo sappiamo, ecco. Però diciamo che insomma quest'idea che dicevi tu è stata assolutamente presente, ed è ancora un po' oggi presente, soprattutto in quei meeting per la pace, diciamo così, con un ecumenismo fin troppo aperto, diciamo, ecco, per i miei gusti almeno, ecco. Io sto seguendo anche una querelle sul giornale, sul quotidiano Il Giornale, che sta parlando proprio di due scuole di pensiero, una di destra e una di sinistra, riguardo a Francesco, il che dimostrerebbe peraltro appunto quanto poi sia polisemantica il messaggio, quello che ci ha lasciato effettivamente come eredità. Sicuramente alcuni film che sono stati fatti in passato hanno contribuito ad accendere questo dibattito in maniera sicuramente molto forte.
ma appunto stabilito che dal 27 sarà nuovamente festa nazionale, quindi oggi è sabato, ma se dovesse cadere il mercoledì tutti fermi e il mondo si ferma perché è festa nazionale, no? Allora questo evidentemente costringe tutti dalle Alpi alla Sicilia a riflettere su qual è, che cosa vuole ancora dirci e darci questo Francesco. Quindi tu hai dato un quadro, come dire, ottimale proprio di questa ecumenicità in senso archetipico della Certo. figura di Francesco. Tuttavia temo appunto che in alcuni ambienti l'esasperazione dei concetti che ti ho detto adesso, contro i quali io mi sono battuto, mi ricordo appunto una lettera di una trentina, senza far nome, non mi ricordo più nome e cognome, che si era indignata di vedere in edicola il federalismo parlare male, secondo lei, di Francesco. In realtà non parlavo male, anzi mi dichiaravo devoto a Francesco, ma non a quel Francesco venduto in quella maniera lì. Io avendo frequentato tra l'altro per un certo punto, si restituisce profondità e senso alla figura di Francesco. Ecco, io credo che sia quello l'importanza, e quindi perdonami se ti ho interrotto, però è ricostruire, diciamo, anche perché stiamo parlando di una figura di 800 anni fa, quindi dobbiamo anche inserirla nel periodo giusto. Non era un folle, aveva una lucidità di pensiero, certo era lontano dal mondo, era il contrario di quello che pensava il mondo, ma aveva una lucidità e una capacità di andare fino in fondo invidiabili, insomma, ecco. Ma guarda, frate Sole e sorella Luna non è solo ecologismo, è cosmopolitismo in senso alto, non mondialismo, cosmopolitismo, cioè avere chiara l'idea che noi siamo in un rapporto diretto con l'infinità dei mondi, no? È quasi addirittura bruniano per certi aspetti questo. Quindi tutto questo va effettivamente rivalutato, mentre poi a livello iconografico noi vediamo certe immagini di quando doma il lupo, che è una cosa edulcorante a un certo livello, perché insomma in qualche modo vuole trasformare un universo ferino in qualcosa di addomesticabile, no? Secondo una certa ideologia che conosciamo. Senti, siamo alla fine della prima parte, poi dopo parliamo di Lepanto, gli ultimi minuti li devo poi dedicare ad alcuni miei argomenti e ci congederemo. Comunque adesso chiediamo alla nostra grandissima regista di far passare il break. A dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio.
grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Di nuovo a voi la linea. Ottobre 1971, sono passati veramente tanti secoli, però quella battaglia per un certo tipo di cuore identitario rimane la battaglia per eccellenza. Quella di Lepanto, a te la parola, grande Marco. Grazie, troppo gentile. No, diciamo che è innanzitutto un simbolo, diciamo, questa battaglia 171. Storicamente si inserisce in quella che è la cosiddetta guerra di Cipro, cioè diciamo tra l'impero ottomano, che comunque domina praticamente 3/4 del Mediterraneo, ha stabilmente anche comunque i pirati barbareschi, tutta la parte del Maghreb comunque sottomessa a sé, è avanzata comunque in tutta la parte orientale del Mediterraneo. C'è l'isola di Cipro che insomma è il possedimento più lontano, diciamo, di Venezia, per il quale comunque Venezia paga anche dei tributi, eccetera. Il sultano è Selim II, figlio di Solimano il Magnifico, che ovviamente soffre anche i paragoni con il padre, quindi cerca anche delle vittorie militari. Insomma, sappiamo che ci sarà l'assedio di Famagosta, il massacro purtroppo diventato proverbiale di Marcantonio Bragadin, che viene torturato a morte, poi impagliato, insomma un grandissimo nobiluomo veneziano completamente fatto prigioniero e ucciso nella maniera più barbara possibile. Dall'altra parte c'è la nascita, in un momento comunque in cui gli stati europei si guardano comunque in cagnesco, perché Venezia ha delle sue pretese, l'impero ne ha delle altre, l'impero che è impero di Carlo V, quindi è impero di Spagna, con gli Asburgo che hanno la Germania, ma hanno soprattutto la Spagna, Napoli, la Sardegna, la Sicilia, il Ducato di Milano, quindi sono pesantemente presenti in Europa, nelle colonie, e hanno questa necessità comunque di fermare la potenza navale turca per poter proteggere le isole maggiori, occupare, volendo, anche la Tunisia, fermare, diciamo così, anche quelle che sono le scorrerie dei pirati barbareschi. Ricordiamo che comunque i pirati barbareschi sono stati presenti anche, se vogliamo, nell'immaginario collettivo. Se ne parla persino nelle opere liriche, eccetera, pur opere buffe, diciamo. Però l'ultimo mercato degli schiavi portato dagli islamici è quello di Algeri, che è stato chiuso nel 1834 con l'arrivo dei francesi. Quindi comunque questa presenza nemica schiacciante nel Mediterraneo è presente fin da quel momento, e quindi nasce nel luglio del 1571 la Lega Santa tra sostanzialmente l'impero, Venezia, ma anche ovviamente lo Stato Pontificio, Genova, Savoia, Malta, la Repubblica di Lucca, i vari ducati, quindi Urbino, Mantova, Ferrara, il Granducato di Toscana, e poi gli ordini cavallereschi, a cominciare dall'Ordine di Malta,
ma anche l'Ordine di Santo Stefano e quant'altro. Quindi c'è questa alleanza, anche se comunque non così forte in realtà storicamente, perché ognuno aveva, ripeto, i propri interessi, però si crea questa grande coalizione che vuole affrontare in campo aperto la flotta islamica che arriva, diciamo, in parte dalla Sublime Porta, quindi in parte dalla Turchia, in parte dall'Egitto e in parte dall'Algeria. Ci sarà questo concentramento delle due flotte nel Golfo di Patrasso, a Naupatto, che è Lepanto, diciamo, e quindi c'è questo scontro, che è anche un grande scontro, in realtà è una delle più grandi battaglie navali della storia, insomma, insieme a quelle della Seconda Guerra Mondiale, ma anche a quelle, per esempio, tra romani e cartaginesi alle isole Egadi. Parliamo di circa 30.000 soldati per lato, 13.000 marinai, 40.000 rematori. Diciamo che da parte cristiana ci sono 200 galee, ci sono le famose galeazze veneziane, che sono delle navi incredibili dotate di cannoni particolarmente potenti, quindi con una superiorità sui cannoni da parte della Lega Santa, con una superiorità nel numero delle galee e anche nella manovrabilità da parte musulmana. La battaglia, non sto a fare la cronaca, però diciamo la battaglia vede comunque tanti protagonisti. Diciamo, il comandante è effettivamente Don Giovanni d'Austria, che è il figlio naturale di Carlo V, grande carriera militare, diciamo un uomo che combatterà anche valorosamente, però i grandi comandanti, gli ammiragli, sono Sebastiano Venier, senz'altro per Venezia, insieme ad Agostino Barbarigo, Marcantonio Colonna con le galere del Papa, Alessandro Farnese, Andrea Provana per i Savoia, Pietro Giustiniani per i Cavalieri di Malta, insomma Gianandrea Doria sulla sinistra, poi criticato per alcune manovre nella battaglia, insomma il Marchese di Santa Cruz. Mentre da parte ottomana ci sono questi tre grandi ammiragli, che sono Ali Pascià, Mehmet Chorak e Uluk Ali, che tra l'altro era un italiano, un calabrese rinnegato, ecco. Quindi si affrontano queste grandi forze e la battaglia poi sarà, come vedremo, sanguinosissima. Diciamo, sì, se vuoi proseguo, Andrea. Sì, no, sicuramente. Affannosa, a tratti sembrava quasi che dovesse vincere diciamo la flotta islamica. C'è stato un attimo di panico, ma appunto la vulgata religiosa ci dice che la famosa preghiera alla Madonna ci salvò, no? O sbaglio, Marco? No, diciamo che c'è prima un vento a favore della flotta islamica, che poi cambia quando diciamo poi viene issata lo stendardo di Lepanto, che è quello del Redentore Crocifisso, che è il stendardo che ancora oggi esiste. I combattenti comunque pregano secondo le intenzioni del Papa. Don Giovanni d'Austria, memore forse di quanto faceva il re David davanti all'Arca dell'Alleanza, si mette anche a ballare, insomma, sempre un po' in onore. C'è questo primo tentativo, diciamo, dall'ala destra musulmana di aggiramento sotto costa, avendo delle navi più leggere, quindi che possono avvicinarsi di più alla costa, e diciamo proprio per questo Barbarigo con fatica però riesce a tenere botta. Ci sarà un grande problema all'ala sinistra cristiana, alla destra cristiana, alla sinistra musulmana, perché Uluk Ali, che manovra molto meglio di Gianandrea Doria, riesce comunque a portare verso l'esterno le navi, cercando anche di aggirare, e però crea una falla al centro. In questa falla al centro poi si inseriranno alcune galere ottomane. È qui che c'è anche il grande sacrificio
dei Cavalieri di Malta con Pietro Giustiniani, che insomma cercano di ricomporre la falla. Ovviamente la battaglia è forte soprattutto al centro, dove le galeazze veneziane mietono comunque grandi vittime. C'è lo scontro diretto perché i due ammiragli si cercano, viene attaccata più volte la nave di Don Giovanni d'Austria. Alla fine, nonostante, ripeto, avverse fortune, si riesce addirittura a catturare Ali Pascià, che poi verrà ucciso. Insomma, si voleva prenderlo prigioniero, ma comunque viene ucciso, e la flotta, poi la flotta musulmana riesce, soprattutto attraverso Ulu Khalil, che è il più bravo insomma a manovrare, a scappare, però a fronte comunque di perdite importantissime. Diciamo che i cristiani perdono circa 8.000 persone e 17 navi, i musulmani perdono quasi 30.000 uomini, 137 navi catturate, 50 affondate, 15.000 schiavi sono liberati dalle galee. Quindi questo è lo scontro. Se parliamo dell'importanza, l'importanza è sicuramente tattico-strategica, possiamo dire limitata, perché poi ci sarà la pace nel 1573 tra Venezia e gli Ottomani, però è comunque un punto di svolta simbolico, perché i turchi si possono battere, perché comunque se la cristianità è unita queste situazioni possono accadere. La Sublime Porta perde piano piano la pila anche sugli altri stati del Mediterraneo, quindi la Libia, l'Egitto, l'Algeria saranno sempre più indipendenti, e poi c'è invece un'importanza che è un'importanza religiosa e che affianca Lepanto alla battaglia di Poitiers, all'assedio di Vienna, insomma, proprio perché si è alzato questo stendardo, perché c'è stata la preghiera a Maria, perché c'è sostanzialmente questa visione di Papa Pio V, che è proprio il Papa del Rosario, che il giorno della battaglia, a mezzogiorno, ha questa visione e dice: abbiamo vinto, fate suonare le campane. E infatti le campane a mezzogiorno suonano nella cristianità anche per questo motivo. E poi in realtà la notizia della battaglia arriverà 25 giorni dopo, ma c'è questa visione, potremmo chiamarla, insomma, del Papa, e quindi è diventata importante, religiosamente. C'è questa dedicazione proprio alla Vergine, insomma, che ne fa sicuramente un momento importante. Ecco, ha un significato sicuramente religioso. Il 7 ottobre diventerà Nostra Signora della Vittoria, Auxilium Christianorum, no? nelle litanie di Loreto, e quindi insomma questo è un momento che poi forgia anche la consapevolezza del mondo cristiano. Non è la meditazione che voglio fare oggi, ma sicuramente Lepanto costituisce un referente enorme per chi, senza attaccare e senza infierire su nessuno, vuole difendere non solo la cristianità, ma i valori autentici dell'Occidente. Questo non dimentichiamocelo, perché proprio in una visione anche laica, non strettamente religiosa, perché sennò sembra tutto legato a una forma di superstizione, ma non è così. In realtà siamo qui a difendere qualcosa che è troppo importante per tutti, per tutto l'Occidente, quindi per una vastità enorme di popoli, la famosa Europa dei popoli, di persone, di individui, di culture, di tradizioni, che certo ciascuna, questa radio ne sa qualcosa, difende la propria autonomia, ma queste 1000 autonomie messe assieme cosa sono, se non anche la difesa dei più importanti valori dell'Occidente? Per questo Lepanto rimane un passaggio assoluto. Voglio ricordare
e ti sembrerò immodesto, che non esiste solo il 7 ottobre del 1571 e il 7 ottobre del 2023, che tutti sanno, ma anche adesso tu ti metterai un po' a sghignazzare, il 7 ottobre del 1989, quando un comitato di redazione straordinario composto da Miro Merelli, direttore della rivista Etnia, gli altri che erano presenti in via Meraviglia a Milano, Gilberto Neto, Andrea Rognoni e Stefano Bruno Galli. Mancavi solo tu, Marco, ma eri troppo piccinino. Come facevi adesso? Direi di sì, insomma, avevo 13-14 anni, quindi comunque. Quindi quel comitato di redazione decise di valutare il corso ai tempi, siamo nell'89, quindi insomma siamo all'alba diciamo della battaglia che perdura fino ad oggi per il federalismo. Decise insomma di come supportare a livello culturale, storico, diciamo di difesa delle tradizioni, ma anche di cultura federalistica, come supportare chi poi faceva della politica diretta. Quindi ecco, voglio ricordare perché poi dopo a volte siamo svagati su certi argomenti, pensiamo che certe scelte siano nate così, da atti bizzarri, ma non è così, perché dietro a questo filone di pensiero, come a tutti i filoni di pensiero politico, c'era qualcuno fin da allora che ci stava lavorando. Ecco, quindi mi sembra che vada ricordato quel 7 ottobre, ecco, ironia della sorte, ecco, il ritorno di una certa di un certo fremito. Grazie. Certamente. Dici, ultima battuta, Marco. No, il 7 ottobre 89 ne avevamo parlato una volta proprio in una delle tue trasmissioni, è anche una giornata particolare perché è il 40° anniversario della Repubblica Democratica Tedesca e fu l'ultima grande parata di queste parate simil-sovietiche prima della caduta del muro, quindi anche questa, se vogliamo, è una data un po' di limite, ecco. Certo, tutto lì. Certo. Grazie del contributo, grazie ancora per tutto. Mi sembra che abbiamo fornito ai nostri ascoltatori questi due riferimenti, San Francesco e la Madonna di Lepa, la Madonna, insomma, calendaristicamente in realtà la battaglia, quindi tutto quello che ne consegue, per non dimenticare, ecco, perché senza la memoria siamo veramente, usando un termine un po' peninsulare, ecco, fottuti. Grazie moltissimo, arrivederci. A voi. Ciao. E noi proseguiamo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A te la linea. Ecco, grazie, era caduta la linea, ma comunque adesso concludo io negli ultimi 10 minuti la trasmissione parlando di un fattaccio che riguarda il mondo artistico, perché alla mostra dedicata a Salvador Dalì di Parma, di cui avrei comunque parlato molto presto, sono stati apparentemente riconosciuti attraverso un'indagine accurata alcuni falsi, cioè alcuni quadri che sono ritenuti falsi di Salvador Dalì. Il secondo argomento riguarda il parco archeologico dei Flegrei, che ha alcune novità da far conoscere. Dunque, a Parma la grande mostra su Salvador Dalì, ce n'era stata un'altra a Roma. Dalì è sempre all'ordine del giorno perché il surrealismo di Dalì è stato vincente, il personaggio era esuberante, no? Ne ha combinati di tutti i colori, ma sicuramente la pittura surrealistica di Dalì è rimasta nel cuore di tantissimi, e anche i giovani sono interessati per la strabiliante capacità del catalano
andate tutti a Figueres a vedere il museo Dalì, in Catalogna, non lontano da Girona. Ebbene, sicuramente Dalì ha lasciato un repertorio cromatico di tratti e di simboli che è straordinario. Allora, perché è successo questo? È successo che la stessa agenzia che aveva curato a livello privato la mostra di Parma non si era accorta probabilmente che appunto qualcuno aveva falsificato questi quadri. Quindi la gente non andava, i visitatori non andavano più a visitare il Dalì originale, ma un Dalì falsificato. Perché è facile falsificare Dalì? Sì, Dalì è più facile da falsificare di altri autori, perfino di Picasso, perché i tratti, i contorni sono piuttosto netti, e quindi quando il tratto è netto, per i famosi orologi, le vergini, alcuni altri simboli marittimi che usava, le conchiglie che usava nei suoi quadri Dalì, allora è più facile da parte del falsario riuscire a riprodurre proprio il disegno, il contorno. E tutto questo evidentemente ha creato sto pateracchio brutto, no? Perché sicuramente noi siamo qui a parlare di un genio che non può più essere usufruito dai nostri occhi e dal nostro cuore in maniera originale, e quindi è veramente un brutto colpo questo per questi falsi, ripeto, che sono stati scoperti in Salvador Dalì. Il parco archeologico dei Flegrei. Il parco archeologico dei Flegrei è una meraviglia. Andateci, vi ho già citato nella trasmissione di lunedì altre località, tra il Lazio meridionale e la Campania, che sono meritevoli di visita. Questo in modo particolare. È enorme il parco archeologico dei Flegrei, che occupa diversi comuni e sul versante nord-ovest dell'area napoletana. Le novità riguardano il nuovo riaccesso ai templi, che sono due. È un patrimonio bellissimo, straordinario, quello dei templi di origine greca e poi anche romana del nostro centro-sud. Bene, si parla del Tempio di Diana e del Tempio di Venere. Sono due figure femminili, vi ho già detto, lo ribadisco, il mondo femminile nell'antichità era molto valutato, si aveva una riverenza straordinaria sia da parte della realtà ellenica che da parte di quella romana. Afrodite Venere, Artemide Diana. Diana, ecco, per esempio, era molto più importante di quello che noi attualmente consideriamo. Noi consideriamo la dea Diana o la dea Artemide per il mondo greco come la dea della caccia, una sorta di amazzone veramente molto brava, generosa, ma non riusciamo più a percepire la vera importanza che aveva in quel mondo là. Quindi la possibilità di andare nuovamente a visitare all'interno, stiamo parlando del parco archeologico dei Monti Flegrei, a nord-ovest, vicino a Pozzuoli e Bacoli, dare la possibilità di rivisitare con calma e con ammirazione estrema il tempio di Diana e il tempio di Venere. Ecco, diciamo che sicuramente questi due personaggi sono complementari, perché Venere è la dea dell'amore e Diana è la dea della caccia. Diciamo, Venere è un po' la donna tra antichità e 1700, Diana è la donna moderna, Diana è la donna emancipata, secondo me. Quindi c'è quasi un'aura profetica nell'antichità, ed è bellissimo che noi in Italia, senza andare in Grecia, in Africa settentrionale o in altre aree del mondo, siamo in grado di poter gustare fino in fondo questa bellezza, questa armonia, questa meraviglia,
che è rappresentata appunto da tantissimi reperti. Il parco archeologico è pieno di cose straordinarie che riguardano quell'antichità del centro-sud tra Magna Grecia e Roma, e che ripropongono sicuramente la possibilità di rivivere storicamente quel periodo, ma anche la mitologia è importante proprio per tutto quello che vi ho accennato testè, cioè il fatto di capire finalmente che la donna è sempre stata importante, è sempre stata al centro dell'attenzione del mondo, nelle sue varie versioni, perché nella mitologia classica c'è già l'anticipazione di tutto quello che avverrà. Non è roba passata e ammuffita, è veramente profetica, è veramente in grado di illuminare la storia intera dell'umanità. E quindi io penso che davvero noi dobbiamo anche ai nostri ragazzi a scuola ridare l'informazione e la informazione e formazione per andare a capire fino in fondo tutto il ben di Dio che in Italia ancora oggi possiamo effettivamente ammirare. Siamo alla fine della trasmissione, ringrazio la nostra regista e avete sentito quanto ci ha illustrato meravigliosamente, esemplarmente Marco Tognini. Seguitelo anche il giovedì nella trasmissione Sic et Non. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Radio Libertà, in un mondo